a Cavi di Lavagna. Ci sono pareri discordanti sull'origine del nome Cavi. Potrebbe derivare dalla parola cave, in riferimento alle antiche cave di Ardesia dell'entroterra, oppure anche dalla parola capo, in antico genovese un po' storpiato. In ogni caso, per raggiungerla sappiate che si trova tra Lavagna e Sestri Levante ed è attraversata dalla strada statale Aurelia. I sottopassaggi raggiungono la spiaggia, che può essere sia in sabbia che in ghiaia. Andiamo a vedere un po'. Andiamo? Solo noi operatori moderni siamo capaci di andare a fare video in spiaggia e non portarci dietro un costumino. Numeri 1. Nei muri di alcune abitazioni ci sono delle formelle, per esempio questa alle mie spalle raffigura Santa Giulia crocifissa e c'è la scritta sotto oro e pazienza, e quest'altra invece raffigura un Cristo vestito, tunicato. Questa bella chiesetta è transennata perché è pericolante ed è la cappelletta intitolata a San Leonardo, detta anche Cappella dei Francesi. La chiesa della Santissima Concezione a Cavi Borgo è in una posizione dominante, infatti da qui c'è un panorama stupendo, ma vicino al sagrato abbiamo notato questo antico pavimento composto da 64 caselle bianche e nere. Ora facciamo una partitella. I ruderi di questo ponte romano a Cavi Borgo sono la dimostrazione che questa doveva essere una strada di passaggio molto importante, che poi di fatto venne sostituita dalla strada Aurelia.